signori, buonasera. L'associazione Piccolo Teatro Siciliano ha il piacere di presentare un romanzo breve dal titolo Canto di Natale di Charles Dickens. La vicenda si svolge esattamente la vigilia del Santo Natale ed il messaggio che suggerisce a tutti noi ci invita a riflettere sul nostro comportamento. Non importa quale sia la nostra età e quanto siano più o meno gravi i nostri errori, c'è sempre il tempo per migliorarci e con la volontà cambiare il nostro destino. Buona visione a tutti. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la notte di Natale, il signor Avaro se ne stava nel suo ufficio, nei suoi affari, affaccendato nei suoi affari. Fuori il tempo era uggioso, c'era nebbia e tutti si affrettavano a fare gli ultimi acquisti. Domani è Natale. E chi se ne frega? Continuo a lavorare piuttosto, anziché pensare sempre al Natale. Lavoro. Il commesso copiava dei fogli e ogni tanto si scaldava le mani sulla candela accesa. Era quasi ora di chiusura quando 3 donne pie si presentarono all'ufficio. Permesso? Avanti! Buonasera. Buonasera. Ho l'onore di parlare col signor Avaro o col signor Marley? Io sono Avaro. Il signor Marley è bello e morto da 7 anni. Oh, questo ci dispiace tanto. Posso parlare con lei allora? Prego. Allora, noi stiamo raccogliendo delle offerte per i poveri affanelli del nostro fratrofio. E siamo sicuri che lei ci farà una bellissima offerta. Sì, e con questo viso che si ritrova sarà sicuramente molto generoso. Allora, signora Mario, se permette... Allora, quando sarà la sua offerta? Dica. Scriva 0. Zero! Come zero? 0. Tondo. 0. Se io avessi dato dei soldi a tutti quelli che lo chiedono, a quest'ora sarei un poveraccio. Signora Avaro, è Natale. Non pensa a tutti quei bambini che non possono mangiare, non hanno una casa e sono malati. Se non aiutiamo noi, moriranno tutti. E allora? Bocche in meno da sfamare. Lei è cattivo, un uomo senza cuore. Io senza cuore, io. Senza cuore. Io un cuore ce l'ho, ma solo per le mie tasche. E adesso fatemi lavorare e andate. Andiamo ragazze, lei è un avaro, non veniamo più. Andiamo via. Avaro, di nome e di fatto. Andate! Che rompiscatole queste donne pie! Ah. E voi, Giovanni, cosa avete intenzione di fare domani? Domani è Natale. E lo sarò a casa mia con la mia famiglia. E ci scommetto che volete che vi paghi pure la giornata, vero? Usanza vuole. Usanza per fregare i titolari. No, io vado. Ma le volevo dire, non è per caso lei domani vorrebbe venire a pranzare da noi che è il Natale? Ho accettato mai in tutti questi anni? Mai.
E allora andate e non vi permettete ad augurarmi il buon Natale. E allora, buonasera. 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 Ricordare al mondo che è Natale, se mettiamo ali al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. E sarà, 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 sarà Natale a sé, sarà Natale se ami, sarà Natale se doni, sarà Avaro fa ritorno nella sua casa solitaria, si mette il pigiama e dopo essersi preparato un tè si siede sulla sua poltrona. Ma si sente strano, come se qualcosa stesse per succedere. Ma che succede? Chi siete voi? Da dove siete entrato? Non avete neanche bussato. Gli spiriti non hanno bisogno di bussare, passano ovunque. Gli spiriti? Ma voi chi siete? Domandatemi chi fui. In vita sono stato il vostro socio. Marley? Siete Marley? Ma tu sei morto 7 anni fa e non hai lasciato nulla in sospeso.
Ti sbagli, avaro, sei tu il mio sospeso. Ho vagato 7 anni per capire e adesso so cosa fare. Guardami, io trascino questa catena che mi sono procurato in vita, badando solo ai miei affari e trascurando i miei affetti, e la catena diventava sempre più lunga, sempre più pesante, e sono stato condannato a sopportare il suo peso, metro dopo metro, e a vagare per l'eternità. Non fare il mio stesso errore, sfuggi al mio stesso destino. È un'opportunità che ti offro. Il denaro nella tomba non ti porterai. Dammi retta. Marley, a me mi sembra che hai bevuto troppa birra, ma sei proprio tu? Sì, avaro, sono io, credimi. Ho un messaggio per te. Ascolta, essere umano e mortale, rispetta le meste catene, ascolta questo segnale, se vuoi tu evitare le pene. 3 spiriti incontrerai, il primo a mezzanotte, il secondo alle ore 5, il terzo seguirà il secondo. Adesso devo andare, il mio tempo qui è finito. Addio, avaro. Ma che ora è? Mezzanotte? Che brutto sogno che ho fatto! C'era Marley! Che sciocchezze! Che brutto sogno! Che freddo! Che freddo!
attento tu, ti ritorna il male che fai, attento tu, se continui non ti salverai, attento tu, torna indietro, avanti cadrai e difficilmente ti rialzerai. Ma voi chi siete? Da dove siete entrata? Sono Odessa, lo spirito del Natale passato. A me mi sembrate più quale Natale passato, il carnevale moderno. Non ridere di me, avaro, e non scherzare. Sono qui per ricordarti il tuo passato. Tu pensi di essere innocente? Pensi di non essere responsabile della tua vita? Tu sei responsabile della tua misera vita, soltanto tu lo sei. Il mio passato è stato un bel passato. Da solo. Ma guarda, avaro, io ti farò ritornare un po' la memoria, ti farò ricordare qualcosa. Guarda, avaro, guarda, vedi? Lo vedi? Guardali bene, li riconosci? Ma questi sono i miei compagni di scuola. Bravo, avaro, sono i tuoi compagni di scuola, vedi? E guarda, avaro, lo vedi quel ragazzo lì seduto in un angolo da solo? Guardalo bene. Quello sono io. Ti riconosci? Da giovane ero sempre da solo, isolato da tutti. Tu sai cos'è la solitudine, avaro, lo sai. E quando, fin da piccolo eri così, e quando potevi fare qualcosa per migliorare questa tua situazione, che cosa hai fatto? Non hai fatto niente, e di niente, avaro, non hai fatto nulla. E adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Guarda, la vedi quella ragazza? La riconosci, avaro? Mio Dio, ma quella è Natalia, il mio unico amore. Esatto, avaro. E ascoltiamo, sentiamo cosa ha da dire. Io amavo un ragazzo bello, povero, ma dal cuore d'oro. Eravamo tanto innamorati, dovevamo sposarci, ma poi tutto è cambiato. Più diventava ricco, più il suo cuore si induriva. Non era più la persona che io amavo e quindi non potevo più rimanere con lui. La sua fame di denaro l'aveva fatto diventare arido e fu così che lo lasciai. Quel denaro ha preso il posto mio. Spirito, ti prego, non fammi vedere altro. Adesso voglio solo dormire. Solo dormire. E va bene, avaro, dormi, dormi, ma ricorda, ricorda.
paura. Mi chiamo Olga e sono il fantasma del Natale presente. Avaro, tu cosa credi? Di essere innocente? Non lo sei. Tu sei responsabile delle tue azioni, di ogni tuo gesto. Ma ricorda, ieri è passato, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo mi chiamo presente. Ma io lo so qual è il mio presente. Cosa mi volete far vedere? Lo sai qual è il tuo presente? Zitto e guarda. Lo riconosci? Giovanni, il mio commesso. Infatti, vuoi ascoltare con me cosa sta dicendo? Ascolta. È Natale, brindiamo al Natale e anche al signor Avaro, che Dio l'aiuti. Papà, cosa fa il signor Avaro per Natale? Il signor Avaro per Natale lo sai cosa fa? Si mette l'abito di Babbo Natale e va per il paese a dividere il dono ai bambini poveri. E poi che cosa fa? Va a casa e fa una grande festa con i suoi e festeggia il Natale. Vero? Vero. Sì, nelle favole forse. Io lo vorrei avere fra le mani questo signor Avaro. Altro che buono. Se fosse buono, aiuterebbe nostra figlia, che purtroppo per noi l'intervento costa troppo. Bimba mia, non ti preoccupare, io e la mamma ti aiuteremo. Hai visto? Povera piccola, non sapevo. Non lo sapevi. Storpia e malata. Infatti. Ma, Olga, ma si salverà? Ma a te cosa importa? Tanto se muore sarà la bocca in meno da sfamare. No! Dici tu. No! Non sono io così! Non sono così! Olga, ti prego! Non sei così? E allora, da oggi in poi, sii più prudente nelle tue espressioni. E ricorda che il passato non si può cambiare, ma il presente sì. Spirito bellissimo, ti prego, rimani sempre qui a fianco a me, sempre con me, per tutta la vita. Non posso, il mio tempo sulla terra è finito. Ma sappi che anche se tu non mi vedrai più, io sarò sempre con te, in ogni tuo passo, in ogni momento della tua vita, fino all'ultimo dei tuoi giorni. Adesso devo andare. Addio, Avaro. Addio, Olga. Addio. Addio. Purtroppo sì. Quindi hai capito? Io sono Felicia, lo spirito delle cose che non conosci, lo spirito del tuo futuro. Sei quella che temo più di tutti. Ma io non voglio farti del male. Lo so, il male me lo sono fatto da solo. Comincerò a mostrarti le ultime persone che hai conosciuto. Che è successo? Avete saputo? Saputo cosa? Quello di ieri, Marle e Marle, Avaro. Cos'è successo? E l'hanno trovato morto, stecchito sul letto, a quanto pare di un infarto. Ma cosa hai detto? Un infarto? Ma perché quella aveva un cuore? Certo,
morire la notte di Natale è una beffa. Però un po' se l'è meritato quel vecchio spilorcio. Che dici? Non dire niente. Sì, lo so, ma adesso i suoi soldi dove finiranno? A chi andranno? Poteva darli a quei poveri bambini. La sua avarizia lo farà rimanere solo e al suo funerale non verrà nessuno. Certo, quello in vita pensava solo a se stesso, quindi figurati adesso che è morto. Peccato però. Peccato. Avaro, tutti sanno che non hai un cuore. Hai visto? Ho visto. E ora guarda, Basta, ti prego. guarda Avaro. Hai sentito? È morto il signor Avaro, un infarto dicono. Ma che quel vecchio spiloccio, quello non faceva altro che risparmiare. Ma tutto qua lasciato. Certo, oggi è Natale e ci faremo un regalo. Gigi, pensi ciò che penso io? Sì, andremo a casa di Avaro e prenderemo tutto. Con tranquillità. Tanto il giorno di Natale la polizia sarà impegnata con le famiglie. Figuriamoci se pensano ai ladri. Così ciò che non è andato in vita lo darà con la sua morte. Sai come si dice, Gigi? I soldi del risparmiatore se li mangia champagnone. Andiamo. Hai sentito Avaro? O spirito, dimmi se posso cambiare queste scene che mi hai mostrato. Ti prometto che d'ora in poi cambierò, te lo giuro. Porterò il Natale nel cuore per tutto l'anno. Se sei sincero, sì. Se vorrai, potrai. E ricorda, Avaro, ieri è passato, domani è un mistero, ma oggi è un dono e oggi vuoi cambiare il tuo futuro. Se vuoi, puoi. Addio, Avaro. Addio Felicia. Fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più.
giorno è oggi? Oggi è Natale. E io sono vivo, sì, sono proprio vivo. Sono proprio vivo. Ma che è successo stanotte qua? Che è successo? Marley, il fantasma di Marley che mi viene a trovare. Oh spirito bellissimo, so che ci sei, so che mi ascolti. Io ho capito che si può cambiare il presente, come mi hanno detto gli spiriti. Ieri è passato, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente, si chiama presente. Ed ora, ma ora io che faccio? Sì, lo so cosa devo fare, so cosa devo fare. Buonasera signora. Assaggi questo, ora lo ripasso. La mattina del Santo Natale il cuore di Avaro era cambiato. Mentre si avviava a casa di Giovanni, pensava a quanto era stato stupido a perdersi tutti quegli anni senza compagnia e felice si avviò verso la casa di Giovanni. Quello più grosso glielo porti a casa di Giovanni. Va bene. Grazie, buon Natale a tutti. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale. Donne Pie. Buon Natale. Questo è il mio regalo di Natale per i bambini dell'orfanotrofio. Grazie.
Grazie, buon Natale, generoso. Buon Natale a voi, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Ma non riusciva a bussare, si vergognava troppo. Alla fine si fece animo e bussò. Oh, signora Avaro, lei qui si accomodi. Posso entrare? Ma certamente. C'è permesso? Certamente. È ancora valido l'invito? Certamente che è valido. Mi dia il cappello e il cappotto. Grazie. Mi dia. Grazie. Mariangelo, guarda che c'è, signora Avaro. Ho visto, che sorpresa, signora Avaro. Si accomodi, si accomodi. Sorpresa. Signora, buon Natale. Buon Natale a Buon lei. Natale. Ha visto? A volte le favole diventano realtà. Io mi devo scusare con lei perché ho abusato della bontà di suo marito e l'ho trattenuta in ufficio oltre l'orario di lavoro, ma non succederà più. La ringrazio. Non succederà La più. ringrazio. Questa è nostra figlia. Aiutala. Prego. Povera Visto che piccola. bella bimba. Povera piccola, bella bimba, tu non ti devi preoccupare, perché presto guarirai. Ti farò visitare dai migliori specialisti del mondo a spese mie. Stai tranquilla, te lo prometto, te lo prometto. Hai visto Giovanni, miracoli succedono a volte. Grazie. Papà, hai visto il signor Navarro che mi guarisce per l'intervento? Grazie, grazie. Non ti preoccupare, bimba mia, con l'aiuto signora Avaro e con l'amore di mamma e papà tu potrai correre e camminare ancora. Adesso dobbiamo festeggiare però, questo è un Natale speciale. Certo. È proprio una Prendi, bella prendi, sorpresa. aggiungiamo. Sì, sì. Prego, prego. Allora, state tranquilli. Adesso questo Natale meraviglioso. Ma anche per me, credetemi, anche per me, anche per me. E ora prendiamo. Grazie. Ci ha fatto proprio una bellissima sorpresa. Non me l'aspettavate, No, vero? no, proprio è stato, questo sarà un Natale che ricorderemo. Eh sì, pure io lo ricorderò. E allora, brindiamo. Brindiamo al Natale. E se per... Prego. No, guarda. Dimmi. No, volevo dire due parole, se mi permesso. Prego, facciamo. Vai. Signori, io vi volevo ringraziare per avermi voluto con voi a questo bellissimo pranzo di Natale. Ma vi prometto, Dio volendo, il prossimo anno il Natale lo festeggeremo a casa mia e siete tutti invitati. Grazie, grazie. Sono cambiato, sapete. Vediamo, abbiamo visto. Ho capito che ieri è il passato, domani è il mistero, ma oggi è il presente ed è un dono. E oggi è il momento per diventare più buoni, è il momento per aprire i nostri cuori all'amore, alla benevolenza, alla fratellanza, all'inclusione e alla condivisione. Voi mi direte, ma è un po' difficile. Sì, lo capisco, però se vogliamo un mondo migliore ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere. Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Sapevo di una melodia che Davide cantava a Dio, ma sai che poi la musica non conta. Passando per un fa ed un sol, la tonica, l'armonica, il re pentito scrisse l'alleluia, alleluia, 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 alleluia.
La luce strana. Narratore Mario Monteleone. Primo ladro Cannamela Antonino. Secondo ladro Giuseppe Stabile. Avaro da giovane Raimondo Pipitone. Natalia Francesca Adamo. Fantasmi Pina Rizzo. Giacomina Minaudo. Angela Corso. Gwendalina Caterina Carta. Giuditta Antonella De Blasi. Anna Enza Occhipinchi. Katia Caterina Bonfiglio. Mariangela Michela Ciaravolo. Giovanni Enzo Gervasi. Odessa Pina Corso. Felicia Angela Ingoglia. Olga Giussi Margagliotti. Marley Baldo Manzo. Avaro Giacomo Giacalone. Trucco e parrucco Giussi Margagliotti e Angela Corso. Regia Giussi Margagliotti. Luci Piero Causa. Musiche Peppe Scicolone. E allora, la nostra solista, nonché nostra presentatrice, Anna Maria Piombino. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare tutti voi che voglio ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti e che ci avete fatto il piacere e l'onore di avervi qua ad assistere a questa nostra recita. Ma voglio ringraziare innanzitutto queste persone qui dietro a me che abbiamo provato e riprovato per rendere più piacevole questa recita. Quindi un applauso a loro. Ma voglio passare adesso la parola a Giussi Margagliotti, che è la nostra regista ma anche l'ideatrice di questa recita. E quindi Giussi, a te. Grazie a tutti, spero che sia piaciuta, noi abbiamo fatto del nostro meglio, tante persone è la prima volta che salgono su questo palco, quindi proprio sono stati veramente in gamba e molto impegno. E volevo ringraziare soprattutto la mia aiuto regista Angela Ingoglia. Lei è stata preziosa, mi ha aiutato tanto, ha molta esperienza come tanti di voi sanno, quindi grazie. Ok,